Ancora un'azienda Oraf presa di mira dai malviventi. Una banda di almeno 5 persone ha colpito nella notte la Nuovi Gioielli di Mussolente. Stesso il modus operandi, hanno bloccato tutte le vie di accesso con dei mezzi che sono stati asportati, rubati da alcune ditte vicine. Con l'utilizzo di un trattore hanno sfondato prima il cancello e poi le porte di accesso. Un colpo organizzato nei dettagli, ma qualcosa è andato storto e i malviventi non sono riusciti nel loro intento, anche se i danni causati all'azienda Orafa sono ingenti. Una notte piuttosto movimentata, direi. Alle 4 del mattino, 4 e qualcosa, gli allarmi sono scattati, ci siamo precipitati e purtroppo la scena che ci siamo trovati davanti è stata questa. Cioè un tentativo dei classici ormai ai quali siamo abituati a vedere da parecchio tempo. Quello che ci lascia un po' sbalorditi è la tempistica che hanno avuto a disposizione per fare quello che hanno fatto. 5 minuti sono stati veramente pochi, veramente pochi. Ormai sanno più o meno come sono strutturate le aziende Oraf e come sono organizzati appunto gli allarmi e cose di questo tipo, e loro puntano sulla velocità dell'azione. Sono arrivati con un trattore piuttosto robusto di un'azienda qua vicina e hanno fatto questo. Una volta dentro, dopo aver provocato un foro, hanno raggiunto la cassaforte. Tentando di perforarla, la punta dell'attrezzo si è rotta e i malviventi hanno fatto esplodere un ordigno. La struttura con dentro i preziosi ha retto. Hanno tentato, purtroppo per loro non sono riusciti, fatto danni ingentissimi, però ecco, diciamo che il più è stato salvato. Immediata la denuncia ai carabinieri, che ora stanno visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza della Nuovi Gioielli e di quelle delle ditte vicine. Fortuna ha voluto che a quell'ora non ci fosse nessuno dentro l'azienda e la rabbia e lo sconforto sono tanti per il titolare. Sicuramente sarebbe stata una strage, sarebbe stata una strage. Quindi insomma c'è tanta amarezza, quello sì, c'è tanta amarezza.